Euroregione News. Donald del Tiliment Live, friulano spettacolare. Prodotto da Teatro della Sete Lenghis dal Drac, con l'Arlef, Agenzia Regionale per la Lingua Friulana, e il contributo e patrocinio dei comuni, 14 professionisti in uno spettacolo con ingresso gratuito. Sono il collettivo TSU Teatro Sosta Urbana, i musicisti di The Hijackers, insieme al disegnatore Paolo Cossi. Il regista Andrea Collavino ha diretto e contribuito alla realizzazione della seconda parte dell'opera in friulano, ispirata dal testo di Stiefin Morat. A quando la terza parte? Il prossimo anno penso, magari, adesso non lo sappiamo ancora, però sarebbe bello insomma, che il prossimo anno la facessimo. Allora, sarà il 5 a San Vito al Tagliamento, l'8 saremo a Sedegliano e poi il 15 facciamo una data a Comeglians, quindi su in montagna, proprio in mezzo alla neve, che adesso probabilmente avrà nevicato. Tutto bene. Credo che anche la gente apprezzi il fatto che è una cosa in friulano, ma che insomma racconta qualcosa di oggi, no? Che parla di gente con dei problemi comuni anche, insomma. Anche se certo Pidinza e Sacco non sono proprio normali, ecco, però e neanche Donald, però è veramente una cosa che ci fa piacere il fatto che poi la gente appunto rida molto, si riconosca, insomma, anche nei modi di dire, certo. Sì, siamo tutti professionisti e con esperienze diverse naturalmente, però abbiamo deciso di metterci insieme proprio per fare questo progetto qua, perché ci sembrava un modo simpatico anche e leggero per cominciare a fare delle cose assieme qui sul territorio, quindi insomma molti hanno lavorato molto fuori dal Friuli eccetera, poi però si ritorna e quindi è bello riuscire a condensare tutta questa esperienza, no? Che si è fatto anche in modi diversi. Abbiamo vinto un bando dell'Arlef, che è un bando per gli spettacoli, per fortuna esiste, e che ci finanzia praticamente queste repliche che facciamo, e in più chiediamo un contributo minimo ai comuni e quindi si riesce a fare, altrimenti no, sarebbe impossibile perché è uno spettacolo che costa molto, essendo così siamo in 14, quindi sarebbe un po' difficile. Da Palazzolo dello Stella per Euroregione News, Marco Mascioli. Euroregione News.